Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in questa piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlare un po' di alcune situazioni che periodicamente, ciclicamente capitano in alcune persone che non sentono bene e non vogliono capire, magari alcune volte, prese un po' dallo sconforto, i consigli che dà il vostro Marietto. E a questo proposito mi viene in mente una citazione di Woody Allen molto famosa, Woody Allen, lo ripeto, no? In cui dice: il mondo sta rimanendo senza geni, Einstein è morto, Beethoven è diventato sordo e io incomincio a non sentirmi bene. Lo ripeto, il mondo sta rimanendo senza geni, Einstein è morto, Beethoven è diventato sordo e io incomincio a non sentirmi bene. Potrei dire che alcuni miei committenti non cominciano a sentirsi bene, cioè incominciano a non sentirsi bene. Perché questo? Perché quando le persone arrivano da un esoterista, praticamente hanno bussato a tutte le porte. Magari capita, magari per del lavoro, magari capita per della salute, magari capita perché il figlio non va bene a scuola, magari capita perché c'è gente che non paga l'affitto, magari capita perché si è sfortunati, si continua a bucar gomme, oppure le navi o gli aerei hanno problemi perché ci sono degli attacchi esoterici importanti a concorrenza, magari massoni deviati, queste cose qua. Bussano alle nostre porte di Legame Marito Veneziano e chiedono consigli e cosa si può fare per migliorare. Il vostro Marietto ha sempre detto un'operazione esoterica minimo 9 mesi. Lo ripeto, un'operazione magica di alta magia operativa minimo 9 mesi. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minimo per incominciare a vedere qualche frutto. E l'ho detto, la citazione Woody Allen che è molto importante. Il mondo sta rimanendo senza geni, Einstein è morto, Beethoven è diventato sordo e alcuni miei committenti incominciano a non sentirsi bene. Ma perché? Perché se dico 9 mesi, alcune persone, mi è già capitato anni fa, no? Perché periodicamente arriva quella persona che chiede un lavoro e non si rende conto che io gli dico 9 mesi prima di aspettare e dopo un mese, dopo i primi rituali che devono ancora germogliare, è come pretendere di prendere un arancio, lo ripeto, un arancio da un seme. Cioè, poi mi dite come si fa a tirare fuori un'arancia da un seme? Bisogna buttare nell'eterico il seme e poi farlo germogliare con tutte le cure possibili e immaginabili. Poi ci sono persone, ad esempio, di cuore che arrivano, che già hanno magari litigato, quell'altra persona ha già dei suoi problemi, no? E dopo 2 mesi, ma neanche, che si è iniziato a fare il secondo rito operativo, cioè praticamente a terra, incominciano a dire che la cosa non funziona. Prima di tutto vi ho detto 9 mesi, 1, 2, 3, 4, fino al 9, no? Quindi la gente lo sa. Quindi, perché dico questo? Perché se venite nel marietto, non dovete, capite? Ve lo spiego cose con le buone. Perché capite che se no ci sono gli altri, ve l'ho sempre detto, se andate in giro su Face, ci sono tanti cantastorie che dicono che dopo 28 giorni vi fanno camminare sull'aria, l'acqua, o risuscitano i morti, o cambiano il vino in acqua. Infatti ci sono tanti guru che sono sempre alcolizzati perché continuano a cambiare il vino in acqua, ma il marietto non ci riesce, i miracoli non si fanno, bisogna lavorare a livello esoterico. Se vi dico di non telefonare o di contattare quella persona per il semplice fatto che entrate in conflitto con il lavoro e lo distruggete per il semplice fatto che il lavoro è una cosa sommersa, che lavora come un seme sottoterra. Uno quando butta un seme sottoterra di arancio, cosa spera? Che gli arrivi su una pera? Verrà su un arancio, ma dopo il tempo, no? Quindi se vi dico di non andare a cercare il seme, che non trovate l'arancio lì, e voi ci andate e dite che il rito non funziona, certo che non funziona, se andate 9 mesi prima, come minimo, e dopo 9 mesi bisogna sperare che tutte le combinazioni siano riuscite. Questo lo dico perché periodicamente mi capita sempre un committente che non fa quello che abbiamo pattuito e di conseguenza le cose non possono funzionare. Non li ho mica creati io 9 mesi, i cicli lunari.
la gestazione non l'ha creata il Marietto. Mm? Quindi, cari amici, ascoltate il Marietto, non fatevi abbindolare 9 mesi con i fili di ferro che mette dentro il nome e cognome. C'è gente che è venuta da me o da Hildegard, che magari aveva fatto prima dei pastrocchi immensi e spera che con pochi euro risolviamo i problemi. Ci vuole pazienza e chiaramente ricordiamoci sempre il detto di Woody Allen: il mondo sta rimanendo senza geni, Einstein è morto, Beethoven è diventato sordo e io incomincio a non sentirmi bene, no? Quindi il Dio è per alcuni miei committenti che incominciano in un certo senso a non capire più cosa è il Marietto. Dice: eppure di pillole il vostro Marietto ne ha fatte a iose. Mm? In più do un altro consiglio a quelle persone che non si vogliono trovare in questi problemi, che magari sono sposati: un bel rito propiziatorio di legamento. Così, fra 20 anni o 10 anni, quando gli scappa la scoppola, no? O un'indagine per vedere se si potrebbe fare, anticipano il problema e non stanno come queste persone che hanno fatto degli errori a monte, importanti sicuramente, magari anche non per colpa loro, chiaramente, e poi vogliono in pochi mesi risolvere problemi che ci sono stati dietro anni di sofferenza. Signori, 9 mesi, ve l'ha sempre detto, e poi chiaro, più investe, perché un rito operativo richiede tantissima forza energetica, tantissima qualità. Non è che un rito operativo si fa così come certe massaie, vanno, prendono la candela, vanno a casa, con la pipatina un bollito, si picchiano giù 2 candele e non sanno cosa stanno facendo. Oppure quelli che entrano nei gruppi social, picchiano dentro il nome di unione, dentro una bolla di ferro, con dentro altre 40-50 persone. Io parto dal presupposto che tutti sono stinchi di santo, ma signori miei, non è vero che sono tutti stinchi di santo. Lo sa anche quello che è caduto dal seggiolone a 6 mesi, no? Quindi, signori, quando venite al Marietto, il Marietto vi ha sempre detto 9 mesi, lo ripeto, 9. Se tu sei lì che mi ascolti e non ci credi, sono sempre 9. Non è perché tu hai pagato e diventano 2 mesi, sono sempre 9. In più, in più, non dovete contattare se non tramite un'indagine radiostesica che si vede che si può contattare. Mm. Bene, cari amici, detto questo, vi ricordo che noi abbiamo il sito capitana.intervista.it dove ci sono più di 20 ebook gratuiti da scaricare. I link sono sotto questa in descrizione. Se volete una consulenza per vedere come muovervi, no? Però vi ho sempre detto che la stalla, la sicura, quando i buoi sono dentro, quando sono fuori, altro che 9 mesi in alcuni casi, perché la gente alcune volte le coach. Bene, cari amici, soprattutto quel committente che forse non ha ben capito come si lavora bene nell'esoterico, poi è chiaro, uno può anche andare dietro anche a un'altra storia che gli racconta che dopo 3 mesi cammina sull'acqua. Il Marietto queste cose non riesce a farle. Bene, grazie cari amici e alla prossima. Ah, e sopra qui vedete il link o il numero di telefono per un'indagine radiostesica o con le sibille col vostro Marietto veneziano. Grazie, alla prossima, ciao.